il cane, il gatto e l'umana gente. Se al cane e al gatto non gli rompi il bip, se non gli insegni tu a fare la guerra, non nascono nemici, non da retta. Tu prova solo a dargli una carezza, assieme con la ciotola di pappa, lascia che s'annusino l'odori senza costringergli a volersi bene. Vedrai che piano piano, a poco, si inonda di issa amici per la pelle, comunque prima o poi si intenderanno, perché sono bestie. E proprio in quanto tali non badano alla razza né al lignaggio. Quelle sono cose a cui pensiamo noi. Noi umani che de sto mondo pazzo continuiamo a crederci sto bip. Lo dovevo mettere io il beat, vabbè. Grazie a tutti veramente. A voi. L'ultima cosa volevo dire, che a parte questi quadri meravigliosi di Francesca, qui nella cartellina chiusi ci sono tantissimi altri disegni spettacolari. Grazie Francesca. Secondo me